unire le forze per cambiare il quartiere. Il messaggio del Comitato Fontanelle Insieme è diretto agli stessi abitanti di Fontanelle, a coloro che da tempo chiedono di poter avere un ambiente a misura d'uomo. Loro, i membri del Comitato, ci stanno riuscendo a trasformare ciò che è vecchio e degradato, come il muro che si affaccia sulla via Alessio Di Giovanni, dove a breve verrà realizzato un murales. Ma prima bisognava intervenire per tinteggiare il muro, un lavoro che ha coinvolto anche i ragazzini. Un esempio di collaborazione per quello che è un bene di tutti, come il parco giochi che si trova nella stessa via, per il quale si chiede ai genitori un maggior rispetto, considerate le decine di cicche lasciate nei vasi. Il comune di Agrigento, per quanto riguarda la zona, è latitante da sempre. Tutte le amministrazioni comunali, chi più chi meno, si sono scordate che esiste anche la periferia nord, tranne a ricordarsene in occasione di tornate elettorali. Bisogna convincersi che può dipendere da ognuno cambiare il volto di un quartiere, e il Comitato di Fontanelle è l'esempio che si può fare.